35 giorni di tempo per presentare ricorso dalla data di firma della delibera dell'azienda ospedaliera di Padova che assegna alla Politecnica Ingegneria e Architettura, società cooperativa di Modena, in raggruppamento temporaneo con ATI Project SRL e Tecnint SPA, lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Sul cammino del Polo della Salute nella zona est della città pendono i pronunciamenti della giustizia amministrativa, ma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non si dice preoccupato. Prendo atto che la legge prevede tutta una serie di procedure per l'assegnazione e prendo anche atto che c'è un diritto, delle controparti tutelarsi o ricorrere. Staremo a vedere alla fine, perché di queste attività le ho viste spesso, forse in tutti gli appalti. Prova ne sia che il più grande appalto oggi in Italia è la Pedemontana Veneta, 2 miliardi e 250 milioni di opere, e voglio ricordare che chi sta facendo l'opera ha vinto l'appalto in tribunale. Trascorsi 35 giorni, scattati il 17 maggio, il gruppo vincitore avrà 4 mesi di tempo per presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il costo complessivo dell'opera si aggira sui 600 milioni di euro. I primi lavori, tutti sperano, possono iniziare nel 2024.